No, 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 non sono io, non sono io il Casanova. In questo caso, in realtà, Casanova è un'azienda che ci ha mandato il male di roba. E direi che è anche roba abbastanza interessante per i camperisti, perché Casanova è un'azienda che da 30 anni produce articoli per la casa. È simpatico anche il nome, no? Perché Casanova, no? Ricorda un po' il Giacomo Casanova, no? Il nostro italiano scrittore, filosofo, poeta, agente segreto, cioè era di tutto, di tutto e di più, no? In più, casa nuova, ci hai capito? Quindi il nome è stato proprio complimenti a chi ha inventato il nome, prima di tutto. Seconda cosa, andiamo a vedere cosa c'è dentro, perché io sinceramente non lo so. Io, per non saper non leggere né scrivere, no, non è vero, so sia leggere che scrivere, aprirei quello piccolo. Uaccia! Beh, per essere ben imballati sono ben imballati, quindi bisogna procedere di cattiveria. No, non ho cattiveria a sufficienza. Cioè, non è neanche che puoi far baruffa con qualcuno per farti salire la cattiveria e aprire i pacchi, cioè, capito? Oh, guarda, 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 queste che le cercavo, le spadelline, tra l'altro, vuoi vederle meglio? C'è questa presina nera in plastica, nero opaco, mi sembra anche una plastica molto robusta. A sentirla, sì, beh, giustamente non la spezzi, proviamo a vedere se riusciamo a spezzarla. No, è abbastanza robusta, ok, perfetto. Vedi i veri test della qualità come si fanno? Uno scolino che può essere utile per certi tipi di pasta, tipo quella magari, sai, quella un po' fragile, la pasta fatta in casa, allora non usi lo scolapasta, ma la prendi su, no, 2-3 pezzi alla volta, da noi si dice subbiotti, e li metti nel piatto. Questa è quella che apprezzo più di tutti. La paletta che, essendo anche in plastica, non ti rovina le pentole antiaderenti, capito? Molto importante. Mentre cucchiai come questo o altre cose del genere possono essere anche in metallo, però tieni conto che stiamo parlando di camper, quindi, cioè, non pesa niente. Adesso il peso non te lo saprei dare, vediamo se c'è scritto, no, immagino di no, no, non c'è scritto, però è veramente, pesa tipo come 5 sigarette, ecco, guarda che unità di misura moderna che ti do. Peso a parte, io per il camper scelgo comunque le cose o in plastica, in legno, perché diciamo tengono meno la temperatura, no? Tipo un cucchiaio, se ti prendi la minestra o qualcosa col cucchiaio di ferro è ustionante, ti ustioni, mentre con plastica e legno no. Apriamo l'altro pacchettino, piccolino, piccolino. Ecco. Tanta roba Italia, tanta roba, vediamone una alla volta, perché io ho già intravisto. No, bellissima questa perché ho già capito e adesso ti faccio capire anche a te. Allora, questo è un cuocipasta con 7 strati, rivestimento antiaderente, ma quello che interessa a me, per carità è vero, la qualità, tutto quello che vuoi, però per il camper, e tra parentesi la mia adesso va in pensione, ok? Attento, guarda cosa c'è. Allora, a parte i manici per non scottarti, che io uso sempre le presine, ok? Perché purtroppo molte pentole le fanno con i manici di ferro. Guarda! Lo scolapasta integrato, vedi? Guarda, figata, e tenendo così, tac, bellissima! No, questa è veramente fantastica, ragazzi, bella, bella, bella. Qui c'è il suo tappo, glielo avviti con la vite, dopo lo metto, no, 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 no. È molto leggera, C'è scritto nella descrizione altissima qualità. Adesso, per carità, io non è che sono un ingegnere che posso capire la qualità del materiale. Certo, a tatto, ovvio, sembra una cosa buona, però è soggettivo. Invece la cosa per me, ma credo anche per il resto dei camperisti, insomma, che è importante, è il peso. Accidenti! Non dico che pesa la metà di una normale, però un quarto in meno sì. In più questa anche il coperchio. Mi mancava, però ringrazio tanto di questa, diciamo, piccola friggitrice, anche questa molto leggera, pensa perfino il cestello è molto leggero, no? Però non lo so, ma ti assicuro che lo proveremo, se in camper si possono fare le patatine fritte. Non lo so, la potenza del gas del camper, se riesce a friggere, però magari insomma può essere anche utile da vedere per chi vuole utilizzarla a casa. In ogni caso sì, taglia le patate fritte, proviamo a farle. Beh, sono curioso, scusa, è da 4 anni qua che facciamo i video in camper, non abbiamo mai fatto le patate fritte e nessuno ha mai fatto sto test e lo facciamo, no?
Io non lo so se hanno messo le cose a caso o se mi conoscevano, perché sono tutte cose che almeno personalmente a me servono molto, perché come sai nel mio camper c'è anche il microonde. E quindi cosa abbiamo qua? Cucina priva di grassi, ho il free cooking con ricettario, cuoci frittata, uovo in camicia, chiudi il coperchio per fare le uova. Però non ho capito, perdonami Italia, le uova le fate in microonde? Non lo so, però guarda, in ogni caso io non mangio uova, però tolto diciamo il filtrino per le uova lo puoi utilizzare come vaschettina da microonde. Tac tac. Sì, sto colino serve per drenare diciamo l'uovo, per fare l'uovo in camicia, no? Però no, a me personalmente interessa tantissimo questo, che tra l'altro vedi è anche forato, perché tu sai, o magari se non lo sai te lo dico io, che quando cucini al microonde tende a fare molta condensa dentro, no? In questo caso vedi, avendo questi 4 forellini, l'umidità può uscire e quindi non ti mangi il cibo, come si dice da noi, bombo, ossia inzuppato. No, no, dai, adesso ok, dai, non hanno mandato le cose a caso di sicuro, perché è un altro accessorio per il microonde. Precisamente cuoci riso e cereali. Vediamo come è fatto. Tanto cosa ti dice? Mettere il riso, aggiungere l'acqua, chiudere il contenitore e cuocere in microonde. Ah, si può cuocere anche in microonde, non lo sapevo. Dai, figata, che storie. Che simpatico, che simpatico. Anche questo forato sopra, 4 presine, la palettina che si incastra qua. Vedi, io apprezzo le cose ben pensate. Oltre alla qualità del materiale, come ben mi conosci, sono parecchio contrario alle cinesate. E questo cos'è? Questo è il coperchio intermedio raccolta schiuma ed amido. E qua sotto il contenitore 2,7 litri. Beh, per quel poco che mangia Singano direi che è ben più che sufficiente. Magari si può tornare utile quando ho ospiti a tavola. È molto simpatico perché poi vedi ti mettono anche il ricettario, no? Per fare i cibi al microonde, e io questo me lo tengo prezioso perché insomma non è che cucino spessissimo col microonde, però ce l'ho e quindi insomma approfittare di aumentare le proprie conoscenze, di sfruttare al meglio queste cose non è certo cosa sbagliata. Bello, veramente bello. Devo trovargli il posto, ma questi me li uso tutti. Allora, fammi capire. Questo va qua così, poi qua ci va il piccio e qua lo si chiude. Tac tac, bello, veramente bello. Un altro, è bello grande anche, quindi il mio camper non è più il pulmino USB ma è il camper a microonde, vaporiera. Cosa si fa qua? Verdure. Riempi il contenitore con acqua 400 ml, sovrapporre la base con verdure, sovrapporre la seconda base con pesce o carne, chiudi il coperchio, 20 minuti a 800 watt. Ma pensa, una vaporiera, no, mai provato in vita mia una vaporiera, vediamo. Allora, studiamola bene. Beh, le plastiche sono sempre buone, ma soprattutto, appunto, è roba da microonde, perché sai, sempre meglio non rischiare a mettere plastiche qualsiasi all'interno di un microonde. Quindi quando leggi appositamente per l'utilizzo in microonde, vai molto più tranquillo. Nella base ci metti l'acqua, contenitore per acqua. Poi contenitore forato intermedio, che va un po' a sfiorare l'acqua. Quest'altro secondo che va qua, esatto, è tutto incastro, contenitore intermedio, questo era quello per le verdure, hai capito? E qua gli metti il suo coperchio, tac, e lo prendi così. Non occupa neanche tanto, guarda, è una spannetta scarsa, perché la spanna mia, no, una spanna, dai, una spanna di Singano. Il pezzo grande ho voluto lasciartelo alla fine. Cosa abbiamo? Fornetto Petra, forno padella, gira frittata, griglia rosola. Ah, no, per fare la pizza! Sì, no, perché sai, io le pizze avevo provato a farle nel forno, però non mi soddisfaceva proprio tanto, e quindi ero ritornato a farle in padella, no? Fantastico, cos'è questa? Un 28 x 22 cm, apriamola subito. Oh, indovina cosa apprezzo? Indovina, vediamo se mi conosci. Indovinato? Bravo, il peso non è leggerissima, ovviamente è una piastra, però a confronto di altre piastre, tenendo conto che è doppia piastra, vedi? Direi che è parecchio leggera, è molto carina, ben rifinita. Adesso devo solo capire come si apre, perché sai,
Come ho fatto? Ah, semplicemente così. Ah, è calamitata, guarda. Tac, si apre così. È simpatica. Veramente simpatica. Cosa hanno messo qua? Ah, la guarnizione, ma è da mettere... Aspetta, come vanno qua incastrate? Qua, così. Beh, magari anche se è roba nuova di fabbrica, ma comunque una lavatina prima dell'utilizzo, come tutte le cose, come quando compri una maglietta, qualsiasi altra cosa. Ah, guarda, per lavarla. Cosa ho scoperto? Quante cose che scopro! Mamma mia, devo fare l'esploratore io, no? Il grafico, il puntinaro, guarda qua. Tac, è per lavarla meglio, no? Hai capito? Quindi la parte con la griglia ce l'hai sotto e questa parte serve per chiudere, diciamo, e fare l'effetto forno, no? Hai capito? Poi c'hai dentro questa guarnizione qua che immagino vada sotto o è opzionale. Tanto lunga? No, secondo me no, adesso ho capito, qua c'è il bordino che va a incastrarsi nella guarnizione. Ti mettono la guarnizione di scorta, molto gentili. Bene Italia, come tu ben sai, io vivo in camper, quindi devo fare delle scelte per motivi di spazio e anche di peso, insomma, ecco, quindi la mia classica padella, senti anche l'ecco, la mia classica padella viene sostituita da questa che è fighissima, ma soprattutto questa ha lo scolino. Quindi butto via anche, cioè no, butto via, do all'Alessia anche il mio scolino, cioè quella pentola lì mi fa tutto, mi fa coperchio, scolino e tutto quanto. Ecco, tra l'altro vedi, una cosa di cui avevo bisogno in camper, me ne sono accorto adesso in questo momento, è che io per scaldare la pasta ci appoggiavo sopra un piatto in modo tale che facesse da coperchio. Tu mi dici perché non ho un coperchio? Per il discorso che ti ho fatto prima, che bisogna essere ingegnosi al massimo su queste cose, quindi della serie minima spesa, massima resa, quindi minima quantità di cose, massimo potenzialità di utilizzo. In questo caso con lo scolino, quindi con il tappo preforato, io posso ovviamente prima di versare la pasta scaldarla con questo ovviamente, ma anche una volta buttata la pasta posso mettere il coperchio, perché siccome è forato esce il vapore e quindi sai non ti fa le bolle che ti escono poi nel piatto che sporchi tutto il gas. No, eccezionale. Veramente contento ragazzi di Casanova, mi avete conquistato, seppur io rimanga insomma etero, però conquistato in un senso insomma un po' meno romantico del termine. Ora viene il difficile. Io avevo appena comprato questa pentolazza larga che aveva anche il suo coperchio trasparente con la guarnizione ed ora devo capire, posso scegliere solo quella della Casanova e non tenerle tutte e due? Vediamo un attimo il piano d'appoggio, diciamo. Sì, per piano d'appoggio intendo la superficie dove mettere il cibo, vediamo un attimino. Guarda, cosa recupererei alla fine, perché è abbastanza piatta, vedi che è abbastanza piatta. Io adoro le pentole piatte, non quelle tanto ondulate che poi non ti sta niente. Guarda Italia, guarda, vedi? Tac, guarda. No, non perderei praticamente niente, solo quell'angolino piccolissimo lì. E anche, spacca, a parità di peso. Questa è leggermente più pesante, poco più pesante. Se gli metto anche il coperchio, vediamo anche queste cose qua. Con il coperchio, adesso la Casanova è leggermente più pesante, però attenzione, questa non ha il coperchio. Quindi, tac. No, sono assolutamente uguali come peso. Bene Italia, quindi tutto questo pignattamento lo vedrai più volte, diciamo ovviamente in utilizzo nelle prossime puntate, quindi tutte le volte che farò da mangiare utilizzerò il fornetto a microonde. Resta e resterà per un po' di tempo solo l'arcano mistero, no? Se tenere la vecchia pentola o se usare solo la bistecchiera qua che fa anche da fornetto della Casanova, non so se tenerle tutte e due o solo quella della Casanova, perché la mia vecchia ha il fondo piatto e quella della Casanova ha l'effetto è griglia, quindi sai ha i binarietti, no? Hai capito? Dove appoggiare il cibo, quindi non lo so, io direi che la provo per un periodo e eventualmente poi pensiono la mia vecchia e utilizzo solo esclusivamente questa. Italia, ringraziamo veramente gli amici di Casanova che mi hanno conquistato, sì, pur mantenendo la mia eterosessualità, cioè mi hanno conquistato in un senso un po' meno romantico del termine, cioè capisci, è proprio il modo di dire.
Thank you.